Lungo e costante. Puzza che sei. Ciao Simo, buongiorno. Io, Nico. Ciao, ciao. Dove ci troviamo di preciso? Beh, ti mando la posizione. Comunque, quando arrivi ad Albisano c'è un parcheggio. Ok, perché ti spiego, io ho dimenticato a casa il braccetto per caricare la tua bici e sto tornando indietro, avrò in tutto una mezz'oretta di ritardo. Nessun problema, no, ma non ti preoccupare per questo. Ti vengo a pigliare, facciamo una bella mangiata di pesce, amore. Ciao, grazie, a dopo. Ciao, 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 ciao. Ciao. Allora Simo, fammi un prospetto della mattinata barra giornata. Allora, oggi ho il mountain. Oh, Oggi Baldo nella versione, ma insomma, non più che altro tecnica, ma anche un po' tecnica, ma soprattutto di paesaggio. ok. Faremo le creste per fare una bella discesa nel bosco. Bosco dentro. Bosco dentro. Gagni di zinghia. E vedrai che Bene. Intanto però... intanto ti ricchia però, Aggiornamento diario di bordo, 38 minuti, 290 metri di dislivello e la brusa. Mamma se la brusa. Sempre un chilometro avanti. Bello, bello. Itinerari botanici. Rigoroso silenzio. Stambecca, il pivello, pivella. e noi questa strada più bassa e andiamo paralleli. Da lì in poi quella strada lì è più piana e meno scassata, cioè più proprio una roba molto più. Solo che quella lì un pochino ti inganna, mi dicevi prima, perché non arrivi mai. Te vedi sempre quella roba lì e però è lungo e costante. Cioè lì vuol dire adesso tipo avremmo fatto metti 2 chilometri forse. Sì. Quella è il tratto dalle due parti. Da lì in poi ne abbiamo 4, che non sembra. Però pian piano. Se vieni giù di qua è massacrante perché è tutta Sì. anche farla con la fronte arrivi giù che sei stanco. Diteti con quella lì. Te deballa la dentiera. Avanti dentiera. Che dura che spuzza che sei. Ed eccoci che da un'estate a un autunno qui ci dovrebbe essere il lago di Garda, ma nel parte no, però bello, suggestivo, e avanti ancora per gli ultimi 200-300 metri. Esatto. Se in macchina Di solito qua le ma insomma accontentiamo se deve darla. sì, esattamente se che vedo. Ogni volta così dico. Andiamo, poi spiana 3 giorni di strada forestale. No, vabbè, ti cerco per questo. Bello però questo occhio un po' così. Esatto, vedi dove c'è quella stradina bianca? Sì. Quella stradina bianca era quella che ti portava a fare il sentiero che avevamo portato. Ok. Un po' più avanti c'è quel maneggio di cavalli. Sì. Noi siamo andati indietro, abbiamo preso la strada delle 2 pozze che ci ha portato su e dopo Bello. siamo andati di qua. Quindi noi facciamo un giro un po' ad anello. Arriviamo fino a... io direi di andare fino al Chierego già che ci siamo. Ma sì. Dopo ci faremo tutto invece in costa di sopra. Bene. Che lì sopra è bellissimo. Yo. Prima però birretta e paninotto. Sì, e anche una po' di pausa. Sono entrato in quello stato idilliaco in cui rido, scorreggio, rutto, mi fanno male le gambe, vedo la gente sull'impianto e dovrei pagare 100 euro per salire sull'impianto, vedo gente che mi sorpassa col motore, insomma, motore. Tutte le gocce pa, tutte, goda. Bella fresca.
pieno, non so bonde, non so sta bonde schivare una. Ah, is. Fiori del ballo. Insomma. English. English, yes. Yeah. So, happy? A little bit. Yes. Little bit. Little bit. Especially if you got a climber as a friend. Then it's That's the most difficult part of the day. yes. Ci sono i panini, oppure se vuoi fate No, panetini. Duma. Astia. si vede un cazzo. Vabbè. Ciao. Ah, perché lì c'erano le signore. C'erano le signore qua. Noi prima quando siamo saliti non la vediamo mica, ma la strada è praticamente qua sotto. Dove là c'è la Valdagna. A me ste discese qua mi fanno ingrassare. Piacciono un casino.
Lì è il sentiero Ottaviani che porta praticamente da Malgazzocchi, che è qua sotto, ed è l'altro modo per salire qua in cresta. Vai, vai, vai. Wow. Sì. Cazzo che bello. Ah beh sì, sentono meno rumore. Oh cacca, che fortuna vederle ste robe. Scusi, non volevo disturbarla. Ciao. No. L'unico tratto c'è un ripidino, sono 5 metri. Insomma dai, fattibile. Madonna Simo, dai. Fattibile. No, no, guarda. Se ti dico io, te lo dico sempre un po' di te, perché ho fatto devo essere fatta una frattura.
Vabbè. Leggero, avanti, leggero. Vacca cane buttei. Doppio alto. Fantastico. In posco dentro! Tem. Allora come? Allora adesso praticamente sarebbe
Sempre belle ste robe, eh? Wow! Yes! Beh, insomma, way I'm free, bello. Grazie. Ok. Ma vecio, tu ti dimentichi che io sono abituato sui Berici. Questo è l'M-Pan vecchio, stretto. Namaste, namaste, qui davanti ti vedrei. Bellissimo, bellissimo. Non si vede ma prima eravamo lassù. Bellissimo. Ah, macchina. La birretta.